Eccoci con Meridiano Zero, che sono Francesca Ventriglia, Maria Luisa Osai, Marco Sanna, che si trovano qua al Teatro Massimo perché sono stati nella giuria del Pitch Contest che si è svolto questo fine settimana. Cosa vuol dire, Francesca? Iniziamo da te. Aver preso parte al Pitch Contest come partecipanti l'anno scorso ed essere quindi quest'anno in giuria perché avete vinto con un progetto. Sì, è stata un'esperienza molto viva. Il ricordo dell'anno scorso ovviamente c'è stato, trovarsi dall'altra parte è stato molto divertente e molto interessante. E anche la speranza appunto di avere rapporti e contatti con altra gente, con nuove persone che entreranno a far parte di questa grande famiglia che si sta venendo a creare. Siamo un luogo comune, ma è così. Eh, Bello, è stata un'esperienza bella, proprio viva, viva, molto viva. Quindi nel frattempo siete anche qua che provate per la nuova produzione che appunto è il progetto che è stato scelto l'anno scorso nel pitch, che è Nord-Nord-Ovest. Ci raccontate qualcosa di più di questo progetto? Partiamo da una cosa che Marco Sanna, il regista, anzi diciamo Meridiano Zero, perché voi vi definite proprio un gruppo di Esatto, lavoro. siamo un collettivo di lavoro in questo momento. Questo lavoro nasce collettivamente, sarà una drammaturgia molto condivisa, è quello che stiamo facendo già in questi primi giorni di studio e di prove. E quindi sarà veramente un lavoro di tutti, sì. Però ecco, vorrei partire da una frase che mi ha colpito molto, che c'è nella scheda artistica, che dice Nord-Nord-Ovest è un pretesto di ragionamento a partire da un'area geografica che su quest'isola ci ha visto nascere, crescere e scappare, tornare e maledire. Cosa ci vorrà raccontare Nord-Nord-Ovest? Allora, Nord-Nord-Ovest è partita proprio da questa indicazione geografica molto specifica, cioè da un luogo specifico da cui siamo partiti, una città, Sassari, dove alcuni di noi sono venuti a vivere da intorno ai 30 anni, qualcuno c'è nato, è andato via, è ritornato, qualcun altro invece è andato via e ancora non è tornato. Quindi è diciamo un luogo di incontro e di origine del discorso che però si è sviluppato nel tempo, per cui abbiamo, come dire, superato l'idea di identità soltanto fisica, geografica, per voler parlare di una condizione universale, di un discorso più generale, anche esistenziale, su quel che vuol dire tornare da dove siamo venuti, cosa vuol dire cercare di voler andare avanti però tornare indietro, e a questo discorso si collega anche una riflessione metateatrale, ossia la tradizione del teatro e anche cosa vuol dire innovazione, cosa vuol dire un linguaggio contemporaneo e cosa vuol dire un linguaggio tradizionale. Nord, nord-ovest, meridiano, zero. Quasi sembra che la geografia per voi sia fondamentale. Cos'è che, lo chiedo a Marco questo, visto che è il regista, sarà il regista poi di questo spettacolo, cos'è che vi porta così vicino alla geografia? Forse far parte di quest'isola, cos'è che sentite così necessario da dire di una parte geografica, visto che fa parte appunto anche del vostro nome? Sì, ovviamente l'essere parte di un'isola è fondamentale nella creazione anche del carattere personale e anche dell'identità, anche della compagnia, del gruppo, del modo che hai di fare arte e di proporre l'arte, no? Perché comunque inevitabilmente ti porti appresso un'identità che è diversa sicuramente rispetto all'identità di altri luoghi. Da un certo punto di vista è un'identità più invischiante, da un certo punto di vista è un'identità che forse ti libera anche da certi preconcetti, no? Perché abbiamo sempre addosso lo sguardo dell'altro in qualche modo, o perlomeno ce lo sentiamo addosso. E quindi questo ci porta costantemente a fare un ragionamento sul chi siamo. Bene, allora diciamo che vi aspettiamo e chiediamo al pubblico di venirvi a vedere per Certo. Nord-Nord-Ovest, che sarà qua da quando? Dall'1 aprile al 10 aprile. Oltre al venire a vedere noi, a vedere questo nord-nord-ovest, frequentate anche questo Esatto. sud-est, perché questo sud-est, cioè, stanno nascendo veramente tantissime cose se ne parlava anche ieri con altre persone che erano coinvolte in altri progetti. C'è veramente un'energia che sta nascendo in questo luogo qui
su Sardegna Teatro che è importante e che segna forse un punto di svolta nella storia di questi anni nell'ambito teatrale in Sardegna, ma non solo, Non solo, assolutamente. certamente. C'è bisogno di conoscere questo spazio, di conoscere queste persone che lavorano qui, di conoscere questo nuovo modo di intendere il teatro e di trattare gli artisti che avviene qui e non avviene in altri luoghi, non c'è nessun dubbio. Ciao a tutti, Ciao. con Meridiano Zero. Ciao.